Ho fatto un Urages principalmente perché volevo fare un fantasy, infatti stavo già scrivendo un fantasy inventato da cima a fondo. Però siccome sono sardo, fin da piccolo mi portarono al museo a vedere questi bronzetti, la nostra antica civiltà che nessuno in realtà, pochissima gente conosce. Vedendo queste cose, non solo, anche il folklore isolano che è cresciuto durante la storia della Sardegna, come streghe, Gianas, giganti, alla fine mi sono detto perché inventare tutto da cima a fondo quando possiamo omaggiare quello che esiste già. Ributtandolo tutto nell'epoca del bronzo, in realtà prende sia la prenuragica che il nuragico, diciamo che è un mix che omaggia un po' tutta la storia dell'isola, raccontando una storia palesemente inventata, che segue il mio stile, tenendo diciamo, le note horror, perché io sono cresciuto dall'horror anni 80, 90, film di Tarantino, infatti è anche un po' splatter il film, infatti può ricordare anche film come 300 o Valhalla Rising. E quindi sì, diciamo che ho creato tutto questo da questa esigenza che avevo di portarmi su questo genere. Allora, Nurages, tre motivi. Se volete vedere un po' di lotta, di azione, se volete immedesimarvi in qualcosa di veramente arcaico, anche comunque originale, pur essendo tratto da una civiltà che esiste da 3000 anni, e se siete appassionati di film come 300, anche di fantasy manga come Berserk o Kenshiro, forse fa al vostro caso. Io ho iniziato a fare cinema, facevo tecnico del suono, musicista io, quindi ho preso una telecamera, me la sono fatta prestare perché costava tantissimo, non ho fatto nessuna accademia e ho fatto il mio primo horror da solo a casa, quindi era tutto fatto improvvisato, ma anche controllando in internet tutte le cose, cioè studiando comunque da solo, da autodidatta, era uscita una cosa, se hai passione esce qualcosa di veramente carino. Grazie a internet puoi emergere, quindi l'unica cosa è continuare, e anche se sbagli, continuare a farlo, perché anzi sbagliando sul campo si impara ancora meglio, quindi la passione ti porterà a subire un sacco di critiche, ma bisogna continuare, perché se ti piace quello che fai devi farlo.